Sesta edizione della Gran Fondo Ponte Mediceo, prima prova del campionato italiano Gran Fondo Amatori Wisp 2012 su strada. Ci troviamo con le immagini presso la contrada di Cappiano. Ci troviamo quindi a Ponte a Cappiano nel comune di Fucecchio per questa manifestazione organizzata dalla Polisportiva Omega che assieme e grazie anche alla collaborazione della contrada di Cappiano è riuscita ad allestire questa bella manifestazione che ha visto al via un gran numero di partenti, una manifestazione con un tracciato particolarmente invitante a coloro che sono già in una buona condizione di forma, con i continui saliscendi che caratterizzano questa zona. Ma prima di passare alla gara in sé, abbiamo anche l'occasione per andare a scoprire la Polisportiva Omega che organizza questa manifestazione e che quindi ha colto il momento per svelare anche la propria formazione in vista della stagione 2012. E andiamo proprio ad ascoltare uno degli atleti, uno dei partner della Polisportiva Omega. Matteo Mancini, atleta della Polisportiva Omega e partner attraverso la Elma Imballaggi, uno degli amici e dei partner di questa formazione. La stagione 2012 è iniziata da poco, le prime sensazioni e soprattutto le sensazioni alla vigilia della gara di casa. L'annata è iniziata con un clima stupendo, visto che le giornate per andare in bicicletta sono sempre più ottime e calde. Si spera che ci sia una bella affluenza anche quest'anno come l'anno scorso e speriamo che qualcuno della nostra squadra faccia un bel risultato. Un percorso non particolarmente impegnativo ma neanche facile, un percorso che farà emergere i corridori più in forma? Sicuramente la gara è molto impegnativa, i ritmi sono molto serrati e richiama ciclisti da diverse zone della regione e anche fuori. Ed allora andiamo a seguire questa prova, questa prima prova del campionato italiano Gran Fondo Amatori Wisp 2012 su strada. Buona la riuscita della manifestazione, nonostante in questo periodo siano davvero tante le prove organizzate per le categorie amatoriali. Intanto un saluto anche a Stefano Del Carlo della Baldo Stefan che prende il via proprio nella categoria G2, ormai momenti imminenti alla partenza per gli atleti che saranno i primi a prendere il via. Noi seguiremo ogni singola categoria per poi andare a fare solo al termine, quindi le varie categorie, mentre poi nella realtà si sono svolte le gare in simultanea. Categoria G2 primi a prendere il via, li vediamo inquadrati in questo momento con nelle prime posizioni un atleta che come vedete pedala su bici formigli e poi ancora tutti gli altri atleti che vanno a passare davanti alla nostra telecamera. E questa è la categoria più numerosa in quanto sono stati davvero tanti coloro che hanno preso il via. Vi ricordiamo che la categoria G2 riguarda gli atleti con un'età compresa tra 40 e 47 anni. Eccoli qua che sfilano davanti alla nostra telecamera. Vi dicevo, buona la partecipazione, forse gli organizzatori si aspettavano qualcosa di più, però comunque vada, per quanto riguarda questa prova ormai si è saputa ritagliare un posto importante nel cuore e nelle aspettative di tutti gli appassionati e tutti gli amatori che sono al via. E con le immagini siamo decisamente in corsa, siamo nel corso del primo giro della categoria G2 e abbiamo un quartetto al comando, quartetto formato dal numero 57 Flaviano Monti, dal numero 30 Fabio Vannucci, il numero 55 invece è Stefano Lopresti, il numero 47 si tratta invece sempre sulla testa della corsa dell'alfiere del Velo Club San Vincenzo Alessandro Freschi. Svolta a sinistra per gli atleti al comando, 15 secondi di vantaggio nei confronti del gruppo che vediamo adesso inquadrato con nelle prime posizioni un atleta della Pratica Group a fare l'andatura e poi anche le maglie della Fanini
Store, formazione diretta da Manuel Fanini, che abbiamo visto presente anche alla partenza. Come vedete, il gruppo che accusa un ritardo di appena 15 secondi, qui un po' anche a occhio nudo si riesce a percepire la differenza, lo svantaggio del plotone che transita adesso davanti alla nostra telecamera in questo bello squarcio delle colline della campagna che sta intorno a Fucecchio. Il gruppo accusa un ritardo di 15 secondi dagli uomini al comando e ritroviamo adesso un drappello più numeroso, quando siamo al terzo giro dei 4 in programma. Abbiamo con il dorsale di gara numero 1 Andrea Grandi, con il dorsale di gara numero 27 troviamo invece Andrea Nesti, con il numero 62 è presente in questo drappello Filippo Pellegrini, con il numero 72 invece andiamo a trovare Andrea Federigo, con il numero 55 Stefano Lopresti, con il numero 28 troviamo invece Alessandro Spampani, con il numero 29 Massimo Di Franco, con il numero invece questi sono, vi dicevo, gli atleti al comando. Il gruppo, eccolo qua, ritardo importante, 40 secondi nei confronti della testa della corsa, quindi diventa un'azione interessante per questi atleti che compongono la testa del gruppo, perché a questo punto 40 secondi, quando abbiamo già superato metà gara, diventa un vantaggio di tutto rispetto per gli uomini al comando. Intanto fa parte anche degli atleti al comando, non l'avevamo ricordato in precedenza, anche Stefano Del Carlo della Baldo Stefan. Questi gli atleti che stanno guidando la corsa, percorsi i primi chilometri di gara, vi dicevo già superata metà gara per questi atleti, categoria G2, la prima categoria a prendere il via, poi andremo a seguire anche gli altri atleti, saranno poi gli atleti della G1 a seguire nell'ordine, e poi la prova riservata agli atleti delle categorie G3, G4, G5 e delle categorie femminili. Facciamo sfilare tutto il gruppo della categoria G3, ci troviamo ancora nelle colline che fanno da contorno alla città di Fucecchio, ancora gli uomini al comando, continuano con un ottimo accordo, gruppo a 1 minuto e 15 che sta inseguendo ancora gli atleti al comando, forse un piccolo adesso diverbio, non si riesce a trovare l'accordo, ma sicuramente possiamo dire che questi atleti ormai sono destinati a raggiungere il traguardo, se la giocheranno verosimilmente loro il successo in questa manifestazione. Siamo praticamente al passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove suonerà la campana che segnalerà l'inizio dell'ultimo giro, gli ultimi 22 km di gara, con il classico percorso vallonato che contraddistingue questa prova. Ultimo giro per gli atleti della categoria G2, questo il gruppo, 1 minuto e 15 di ritardo per gli atleti del plotone, che a questo punto è definitivamente tagliato fuori dai giochi per il successo in questa categoria, proprio sul passaggio con il plotone che sfila davanti alla nostra telecamera. E a questo punto non ci resta che andare a seguire gli ultimi chilometri. Siamo a 2 km e mezzo dalla conclusione, c'è un corridore solitario al comando, si tratta dell'alfiere della BBM Baldo Stefan, vale a dire Stefano Del Carlo, pedala su bici Formigli, l'alfiere, uno delle anime di questa formazione, che ha tentato questo colpo di mano quando al traguardo mancavano 4 km, ha guadagnato qualcosa nei confronti degli ex compagni di fuga. Adesso ha tutto l'interesse a spingere nel tentativo di raggiungere in solitaria il traguardo di Ponte a Cappiano per andare a cercare il successo in questa che è una delle prove più attese, in quanto fa parte anche del campionato italiano Gran Fondo Amatori WISP. Stefano Del Carlo lo lasciamo, aspettiamo i suoi inseguitori, sono ancora coloro che facevano parte della fuga che ha animato
la parte centrale e finale di questa prova riservata alla categoria G2, però come vedete non sembra esserci accordo in questo momento. Si guardano gli atleti, prova ad allungare in questo istante con il numero 56, si tratta di Luca Panati della Tricycle, scusate, il numero 58, si tratta invece di Claudio Gilardi del Ontraino gruppo sportivo. Ma torniamo in testa, perché Stefano Del Carlo, nonostante il tentativo dei suoi ex compagni di fuga di riportarsi sotto all'azione del corridore lucchese, sembra in grado di raggiungere da solo il traguardo di Ponte a Cappiano. Infatti ormai a circa 500 metri dalla conclusione si volta per controllare la situazione alle sue spalle, li vede avvicinarsi perché si stanno avvicinando notevolmente gli atleti da dietro, però a questo punto sembra quasi in grado di cogliere il successo. Eccoli là gli inseguitori a circa 200 metri, ma siamo già nel rettilineo finale con Stefano Del Carlo che è ormai pronto ad alzare le braccia al cielo per celebrare la vittoria in questa sesta edizione della Gran Fondo Ponte Medicio. Del Carlo, eccolo qua, vincitore della categoria G2, successo per l'alfiere della BBM Baldo Stefan, bella vittoria con un bel colpo di mano a circa 4 km dalla conclusione, vince la prova riservata alla categoria G2. Aspettiamo la volata, intanto dietro si sono rimescolate le carte ed è Filippo Pellegrini che arriva secondo davanti a Maurizio Cai, Andrea Nesti, Stefano Lopresti. Questo l'epilogo quindi della categoria G2, il successo di Stefano Del Carlo, BBM Baldo Stefan, e andiamo ad ascoltarlo nelle interviste del dopocorsa. Stefano Del Carlo, un assolo con pochi secondi di vantaggio sul resto del gruppo. Gli ultimi metri sono stati più difficili, ma poi è arrivato il successo per questa vittoria. Sì, corsa dura, combattuta, una fuga importante con diversi corridori importanti. Ho provato l'allungo gli ultimi 6-7 km, è andata bene e come dici te gli ultimi chilometri sono stati veramente duri. Una dedica? Ma alla squadra, principalmente agli sponsor e ai miei genitori che non ci sono più. Stefano Del Carlo quindi celebra il successo nella prova riservata alla categoria G2 ed è la volta a questo punto di andare a scoprire come si è evoluta la situazione, come è andata la gara invece riservata alla categoria G1. Eccoli qua alla partenza, sono 27 gli atleti che prendono il via in questa categoria, anche per loro sono 4 i giri da affrontare. Intanto qui un particolare della bici di uno dei favoriti, vale a dire di Francesco Fiorenza, bici Cicli Formigli. Intanto momenti anche qui imminenti alla partenza, eccola qua, avvenuta in questo momento la partenza per la categoria G1, atleti con età compresa tra i 18 e i 39 anni. Inquadrati in questo momento dalle nostre telecamere gli atleti della categoria G1 che stanno lasciando la zona di partenza di Ponte a Cappiano. Vi ricordo che stiamo seguendo le immagini della sesta Gran Fondo Ponte Mediceo, prima prova del campionato italiano Gran Fondo Amatori WISP 2012 su strada, organizzazione affidata alla Polisportiva Omega in collaborazione con la Contrada Cappiano, che davvero è un po' il centro di tutta la vita in questa frazione di Fucecchio. Contrada che partecipa annualmente al Palio di Fucecchio, uno dei più importanti pali a livello nazionale. Contrada che manca dalla vittoria del Palio di Fucecchio ormai da tanti anni. Chissà che nelle prossime annate non possa ottenere successi anche in quel frangente. Siamo nelle prime fasi di gara, primo tratto in salita con alcuni tentativi di allungo. Siamo a Le Vedute, località Le Vedute, con il numero 3 Francesco Fiorenza che prova ad allungare, quindi rompe subito le indugi, uno dei favoriti di questa manifestazione. Francesco Fiorenza milita nell'ASD Fanini, formazione guidata, come vi ho detto anche in precedenza, da
Manuel Fanini, Fanini Store presente qui alla corsa. Tanto abbiamo visto che si è agganciato a Fiorenza anche Francesco Trinci dell'ASD Tricycle, mentre c'è stata subito una notevole selezione sin dalle prime battute di questa gara riservata alla categoria G1. Si forma quindi un drappello al comando e sarà questo drappello che caratterizzerà l'intera corsa. Eccoli qua gli atleti, allora con il numero 7 Emanuele Guidi, con il dorsale di gara numero 3 Francesco Fiorenza, inquadrato in questo momento. Poi con il dorsale di gara numero 15 abbiamo invece in questo drappello Fabio Lanci, con il numero 21 invece Francesco Trinci, già protagonista qualche istante fa, l'avevamo visto proprio nel primo tratto in salita fino alle vedute. Poi con il numero 16 è invece presente Salvatore Talia, e con il numero 17 Igor Zanetti. Questi gli atleti al comando quando abbiamo percorso quasi un giro di gara, quindi 20 km di gara percorsi. Ci troviamo in località La Torre con la testa della corsa che abbiamo ricordato nella composizione. Sono alcuni degli atleti più titolati sicuramente presenti in questa occasione. Dietro non possiamo parlare di un vero e proprio gruppo compatto. Questa è una coppia presente a una quindicina di secondi con Andrea Mancini e Felice Rizzo, che lo ricordiamo tutti qualche anno fa nella categoria dilettanti con i colori del Pedale Valdelzano, atleta che quindi è abbastanza giovane, in quanto in questa categoria sono tutti gli atleti più giovani. Eccolo qua, Felice Rizzo, buona carriera da dilettante, poi anche ha difeso i colori del gruppo sportivo Maltinti Banca di Cambiano. Adesso ha trovato una sistemazione nel ciclismo amatoriale. Adesso con il gruppo che accusa un ritardo di 40 secondi nei confronti del sestetto sulla testa della corsa. Qui vediamo il corridore della Cicli Sovigliana, dorsale di gara numero 25 Yuri Boldrini, e poi via via tutti gli altri. Ma a questo punto davvero la selezione c'è stata già nel primo giro, davvero non c'è a questo punto tanto da fare, perché questi atleti accusano già un ritardo di 40 secondi dalla testa della corsa che ritroviamo al passaggio a 2 giri dal termine, ancora forte delle 6 unità in perfetto accordo, dietro un drappello forte di una quindicina di uomini che però accusa adesso un ritardo superiore al minuto primo. Eccoli qua gli alfieri del gruppo in passaggio da zona arrivo, e adesso siamo in località Lepinete, secondo giro con gli atleti in fuga. Vi ricordo i nomi dei corridori che sono davanti: Francesco Fiorenza, Igor Zanetti, Emanuele Guidi, Salvatore Talia, Francesco Trinci e questi quindi gli atleti al comando, e quindi sono sicuramente atleti di spicco, sono atleti che erano già attesi prima della partenza, stanno ovviamente confermando ciò che tutti si aspettavano, ovvero sono loro a fare la corsa. Li vediamo inquadrati in questo momento con Salvatore Talia, con Igor Zanetti, con Francesco Fiorenza. Poi questi sono i più immediati inseguitori. Abbiamo riconosciuto ancora una volta la sagoma di Yuri Boldrini, eccolo qui, l'atleta della Ciclo Sovigliana con il dorsale numero 25, presente anche il suo compagno di squadra Jason Crow. Questi atleti si stanno per riportare, a dir la verità, sulla testa della corsa. Infatti sono riusciti ad avere un bello slancio, un bel recupero da parte di questi atleti, che adesso accusano un ritardo inferiore al minuto primo, quindi potrebbero anche tentare l'aggancio questi corridori. È presente anche il numero 8 Massimo Fogli della ASD Cicli Taddei. Ancora nella prima posizione, uno dei più attivi sicuramente Yuri Boldrini, posizione aerodinamica per lui, il suo compagno di squadra alla sua ruota Jason Crow. E poi questi sono invece i corridori che accusano un ritardo maggiore. Per loro sarà davvero difficile
tornare a giocarsi il successo. Adesso attenzione, perché siamo a poco più di un giro dalla fine. Prova ad allungare Francesco Fiorenza. Scatto deciso del corridore della Fanini Store, che guadagna subito qualche metro nei confronti del più immediati inseguitori e come vedete passo importante per Francesco Fiorenza, ritmo subito di grande importanza, pedala su cicli formigli, lo abbiamo già ricordato. L'alfiere della formazione di Manuel Fanini, che arriva al passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove avverrà il suono della campana. Quindi siamo pronti, siamo a questo punto a 22 km dalla conclusione, con Francesco Fiorenza che tutto solo è riuscito a sganciarsi dagli ex compagni di fuga. Adesso ha un vantaggio di una decina di secondi, ma, e questo va tutto a vantaggio di Fiorenza, dietro si sono un po' disorganizzati, e questo diciamo che favorisce non poco l'azione di Fiorenza, mentre i corridori alle spalle degli inseguitori di Fiorenza si sono ormai rassegnati al fatto che dovranno lottare per le posizioni di rincalzo. Siamo sul traguardo ed è stata davvero una bella impresa quella di Francesco Fiorenza, che si è fatto un giro in solitario. Arriva l'ammiraglia con Manuel Fanini che si sporge dal finestrino per applaudire il proprio atleta, il proprio corridore, che vince così la prova riservata alla categoria G1 in questa Gran Fondo Ponte Mediceo, sesta edizione. Seconda posizione invece per Igor Zanetti, terzo piazza per Emanuele Guidi, quarto Salvatore Talia, quinto Francesco Trinci, sesto Jason Crow, settimo Davide Doveri, ottavo Massimo Fogli, nono Yuri Boldrini e decimo Lorenzo Tempestini. Bella vittoria quindi di Francesco Fiorenza. Andiamo ad ascoltarlo per andare a sentire la sua soddisfazione dopo questo successo. Oltre 22 km in solitaria per Francesco Fiorenza, che gli valgono il successo. È riusciti prima in un drappello forte di circa 6-7 unità, poi là solo all'inizio dell'ultimo giro. Un tentativo solitario è andato a buon fine. Sì, è andato a buon fine, diciamo. Ho giocato l'ultima cartuccia che avevo a disposizione, ho provato a venire via in pianura, ho detto vediamo un po', visto che c'era un bel gruppetto di grandi corridori, atleti come Talia, Guidi, Trinci, Zanetti. Diciamo oggi quello lì pericoloso del gruppetto era Zanetti, ho cercato di anticiparlo, ma è andata bene, ho portato il vantaggio fino all'arrivo. Un percorso selettivo questo, non particolarmente impegnativo, ma i saliscendi di queste zone alla fine pesano sulle gambe. Pesano, è un percorso molto ondulato e diciamo che la distanza è quella che fa la durezza del circuito. E a questo punto siamo pronti per seguire l'ultima prova, quella riservata alle categorie G3, G4, G5 e alle categorie femminili. Prova che si svolgerà su una distanza più breve, saranno infatti 3 giri del circuito invece di 4, infatti questi atleti prenderanno il via dopo il primo passaggio degli altri atleti. Intanto un saluto anche alla collega Elena Guerri, che è presente qui, e ve lo anticipiamo a onore di cronaca, infatti sarà proprio Elena Guerri ad andare ad aggiudicarsi il successo nella prova della categoria femminili. Siamo partiti quindi con l'ultima gara in programma, con questi atleti che lasciano la zona di Ponte a Cappiano per addentrarsi nel circuito. Ormai lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo visto anche nelle altre due gare, circuito vallonato, un giro in meno per questa categoria, ma il risultato non dovrebbe cambiare. Comunque un circuito che alla lunga può creare una notevole selezione, anche se in questo caso i partenti sono davvero numerosi. Questo dovrebbe favorire una possibilità di vedere il gruppo rimanere compatto, in quanto il controllo dovrebbe essere maggiore. Poi non trascuriamo anche l'interesse che cambia totalmente, in quanto qui ci sono ben 3 categorie maschili ed una femminile, quindi si possono creare anche delle situazioni in cui più atleti hanno il medesimo obiettivo per andare a cercare
una vittoria e quindi ancora creare un'incertezza maggiore nell'epilogo della corsa. Lasciamo sfilare gli atleti del gruppo, siamo praticamente dopo sempre i primi chilometri di gara. Come vedete, qualche timido tentativo di allungo, qui ci prova Andrea Panconi, guadagna qualche metro nella salita che troviamo proprio ad uscire da Ponte a Cappiano verso le vedute, qualche metro di vantaggio per Andrea Panconi, atleta pistoiese, che però non riesce a guadagnare molto nei confronti dei più immediati inseguitori. Ci voltiamo con la nostra telecamera e vedete il gruppo che è lì ad appena 30 metri dal corridore solitario al comando. Però per il momento dobbiamo dire che questa giornata di ciclismo a Ponte a Campiano ha sempre fatto emergere arrivi con un atleta in solitaria. Vedremo anche se in questo caso sarà lo stesso, oppure se assisteremo ad un epilogo, ad una volata ristretta o addirittura ad una volata che vede tutti gli atleti insieme. Eccolo il gruppo che arriva davanti alla nostra telecamera e raggiunge Panconi, quindi gruppo compatto dopo appena 5 km di gara. Con le immagini a questo punto andiamo a seguire il suggestivo passaggio da Bivio La Torre, gruppo che viaggia ancora compatto, lo vediamo da queste immagini, allungatissimo a causa dei continui saliscendi che caratterizzano questa zona. Lo vediamo adesso in questa bella immagine, il gruppo che occupa circa 300 metri di strada, perché si è allungato notevolmente. L'alto numero dei partecipanti fa sì che tra il primo e l'ultimo atleta del gruppo ci siano a volte anche diversi secondi in questi tratti di strada in cui i continui saliscendi impongono proprio un allungamento fisiologico del gruppo. Intanto salutiamo anche gli atleti del gruppo sportivo Pozzarello che erano presenti a bordo strada. Era presente a bordo strada anche Nicola Stefanelli, che il giorno successivo si è regalato un bel successo nella gara di Stabia, il terzo memorial Anthony Orzani. Intanto siamo al suono della campana con la prova della categorie G3, G4, G5 femminile, gruppo che è preceduto da 2 atleti, ma gruppo che per il momento si mantiene compatto e che ha lì in vista i 2 atleti. Intanto c'è stata anche una caduta non ripresa dalle nostre telecamere, niente di grave comunque per gli atleti coinvolti. Siamo pronti per l'epilogo di questa gara. Intanto vediamo arrivare, eccoli qua gli atleti, ed è una volata a 3 per decidere chi sarà il vincitore, lanciato lungo lo sprint, e c'è in rimonta Maurizio Giorgi del gruppo sportivo Futura Sport che va a vincere la classifica assoluta di questa prova. Giorgi che vince anche la classifica della categoria G3 davanti a Walter Orsi e Tiziano Baldini. Nella categoria G4 successo di Alessandro Fiesoli davanti a Piergiorgio Romagnoli. Nella categoria G5 vittoria di Giovanni Loconte. Nella categoria donne successo di Elena Guerri. Andiamo ad ascoltare le interviste a Maurizio. Una volata al 3 al termine della gara, Maurizio Giorgi riesce a conquistare il successo. Siete venuti via in 3, poi una volata si è decisa agli ultimi 100 metri. Sì, eravamo in 3, diciamo sul rettilineo di 300-400 metri è stata lanciata la volata e ce l'ho fatta a vincere. Come sta andando questo inizio di stagione? Ma sai, noi siamo un gruppo già tanti anni dell'EKC che siamo tutti insieme, ci divertiamo, siamo degli amici, basta non cascare, va sempre bene. Marco Carli, direttore amministrativo della Polisportiva Omega, che ha organizzato questa manifestazione riservata alla categoria amatoriali. Tanti partenti, davvero un bel colpo d'occhio, un percorso che si è confermato esigente e ha dato tante soluzioni. Sì, abbiamo visto che la conferma degli anni passati del percorso è stata ottima, nel senso che saliscendi, tecnico con le curve in discesa, e i partenti magari non sono stati quel numero che ci aspettavamo, ma questo magari abbiamo tante scusanti e hanno tante alternative al giorno d'oggi come ciclismo. Ecco. Una manifestazione organizzata anche con la collaborazione della Contrada di Cappiano, che vi ha aiutato un po' in tutto e per tutto e con la quale avete collaborato per la buona riuscita.
Ma la collaborazione con la Contrada è essenziale, se no non si poteva fare una manifestazione del genere dove ci sono coinvolte persone, sono coinvolte strutture, sono coinvolte anche autorità in cui la Contrada accede molto più facilmente che noi. Noi abbiamo magari come soggetto giuridico una certa competenza nell'organizzazione delle manifestazioni, però il supporto economico per quanto riguarda gli sponsor, il supporto delle persone e della disponibilità del volontariato per quanto riguarda la Contrada è essenziale. È stata anche l'occasione per scoprire un po' anche la vostra formazione agonistica, tanti atleti amatori che portano in giro le maglie della Polisportiva Omega e anche loro sapranno ben figurare per tutto il 2012. Diciamo che una piccola precisazione va fatta per quanto riguarda la parte agonistica del ciclismo. I nostri corridori partecipano gran parte alle cicloturistiche, alle gran fondo, non in linea come oggi e come è questa prova per il campionato italiano amatori. Sicuramente tutti i corridori che fanno parte dell'Omega portano in giro per le strade e per la Toscana e oltre la Toscana, perché una delegazione va sempre tutti gli anni sulle Dolomiti a fare la Gran Fondo delle Dolomiti, in cui ben figura come partecipazione e come disponibilità, diciamo, a pubblicizzare i nostri sponsor. Io non sono un ciclista, come dirigente della Polisportiva Omega mi occupo, diciamo, della parte generale, però credo che già da quest'anno sono stati degli innesti favorevoli per quanto riguarda gli sponsor e degli innesti di numero per quanto riguarda gli atleti. Ecco. Moreno, benvenuti, presidente della Contrada Cappiano, dove si è svolta questa bella manifestazione. La vostra collaborazione con la Polisportiva Omega ha fatto sì che tutto andasse per il meglio, tanti volontari per le strade, insomma la Contrada riesce anche a organizzare grandi eventi. Sempre, con l'Omega ormai tutti questi anni, anche città dietro Giancarlo, è sempre stato lui e tutta la Contrada si fa questo per l'Omega, per noi, sempre bene. A questo punto entriamo un po' nel merito anche di cosa è la Contrada, di cosa significa e poi anche spieghiamo magari ai nostri telespettatori che non conoscano il sistema delle contrade di Fucecchio come funziona e poi anche la manifestazione principe di ogni anno. Come funziona? È il palio di Fucecchio, città di Fucecchio, come il palio di Siena, ecco. Sarà un terzo o quarto palio a livello italiano, una corsa dei cavalli. E qui abbastanza sentito anche perché di questi tempi, il 20 maggio c'è il palio, quindi siamo a un buon punto tra poco sono 50 giorni, perché il 31 marzo sono 50 giorni al palio, che si terrà una scena qui in Contrada, come sempre. Ecco, a Cappiano il palio manca da diversi anni. Parecchi anni, l'anno se lo dire almeno, però manca da parecchi anni. Vabbè, sai, il palio non è una gara ciclistica, perché ci vuole tante cose per arrivare alla vittoria. Ci vuole il cavallo e ci vuole le batterie giuste, ce ne vuole tante, c'è tante piccole cose. È un po', per capirlo, è dura anche dire come funziona, perché se non lo va vissuto le cose per arrivare alla vittoria. Però quando la vinci... Allora diamo appuntamento anche a tutti gli sportivi, a tutti coloro che vorranno essere il palio di Fucecchio il 20 maggio e venite a vederlo e sarà sicuramente un grande spettacolo. Certo, sicuramente un grande spettacolo.